L'olio è un veicolo oltre che di nutrienti, è anche un veicolo di sapori, quindi nutrienti, vitamine, sapori, ma anche di calore. È grazie all'olio che noi alziamo le temperature in cucina e quindi è un parametro assolutamente da tenere sotto controllo. Però è un beneficio. Poi l'altro punto credo fondamentale sia che l'olio è anche un marcatore, perché essendo un prodotto che si ossida, se noi analizziamo la vita dell'olio all'interno di una linea di produzione, quindi all'interno di una ristorazione collettiva, di una mensa o di una preparazione, ma anche a casa, abbiamo la possibilità di sapere anche come si comportano gli altri antiossidanti e quindi anche gli altri ingredienti. Oggi il 90% dei polifenoli, che sono i micronutrienti che rendono così salubre l'olio, vengono perduti durante i processi di produzione dell'olio. Quindi dalla salsa d'oliva si possono ripristinare questi polifenoli e dargli una nuova vita, per esempio attraverso una polvere, che è la polvere di salsa d'oliva, e quindi olio non è più solo olio extravergine, ma tutto quello che ruota attorno e che fa sempre bene alla salute.